Salve a tutti, oggi siamo qui con Mario Moratti, una delle memorie storiche della cooperazione regionale, con delle grandi esperienze di cooperazione del passato, ma che ha un occhio molto lungimirante nei confronti del futuro. Ecco il suo punto di vista. Commendatore Moratti, da cosa nasce questa sua vita così da cooperatore? Da cosa nasce proprio questa sua attenzione, questa sua così interesse verso la mutualità e la cooperazione in generale? Mi sono interessato per esempio di costruire una casa. Mi sono interessato per l'acquisizione del terreno, per l'acquisizione dei soldi, Uno solo non ce la fa, mettendo insieme invece 5, 6, 8, 10 persone, il numero minimo, ecco, allora che hanno gli stessi intendimenti, allora questo è un incentivo a stringerci la mano e a fare qualcosa di più. Pensi che, per esempio, chi l'avrebbe mai detto che un gruppo di professori di nuoto, insegnanti di educazione fisica, potessero fare una cooperativa, ma nessuno l'avrebbe mai sognato. Io mi trovavo in queste vicende nel 1964 e a fronte di un grande lavoro come scuola nuoto, allora erano meno piscine, minori possibilità, quindi al mare si insegnava nuoto con accorgimenti particolari, c'era qualcuno che lavorava parecchio da solo, mentre altri invece volevano entrare in questo business, che alla fin fine è un'attività lavorativa. Ed è stata costituita una cooperativa proprio fra professori di educazione fisica, istruttori della Federazione Italiana Nuoto, eravamo un gruppo di 18 persone. Io mi ricordo che ero allora presidente di questa cooperativa dall'inizio fino alla fine, fino a quando è andata ad estinzione. Quindi è una possibilità che tutti gli uomini hanno. Nel campo della pesca, un pescatore solo non è che faccia granché, ma se assieme si mettono assieme 4, 5, 6, 8 con gli stessi intenti, riescono ad avere l'imbarcazione adeguata, riescono a pescare e a fare il loro mestiere. Commendatore Moratti, ecco, lei appunto ha una lunga esperienza pluridecennale nell'ambito della cooperazione e ha una grande memoria storica anche in questo campo. Ecco, c'ha qualche ricordo di qualche cooperativa particolare, qualche ricordo a cui lei è particolarmente affezionato o significativo? Ce lo racconta? Sì, ogni 2 anni le cooperative devono essere visitate da un revisore iscritto nel ruolo regionale e naturalmente durante queste ispezioni, che di solito vengono fatte in forma abbastanza benigna, abbastanza amichevole, però non sempre si può essere accondiscendenti, ed è capitato per esempio a me personalmente o nelle mie cooperative dove io operavo di dover prendere una decisione drastica, dolorosa, però indispensabile, cioè tagliare qualcosa, purtroppo espellere qualcuno. E questo è corretto nei confronti del mondo della cooperazione, corretto nei confronti di tutti, perché tutti devono essere sicuri ed assicurati che partecipano ad una iniziativa lodevole, anche se non necessariamente caritatevole, insomma, ecco, perché tutto ha un business. Commendatore Moratti, stando alla sua esperienza, alla sua notevole esperienza, la formula cooperativa che lei ha conosciuto molto da vicino, può avere ancora un futuro auspicabile e concreto? Certamente, a mio parere sì, perché ci sono tante imprese che non riescono ad una persona sola. Anche un genio, il genio è antieconomico.
Il genio deve essere calato nella realtà e deve sviluppare e promuovere qualcosa di particolare nel reale, non solo nell'iperuranio, non solo nella fantasia. E quindi è stato dimostrato, io personalmente ne sono un testimone, che qualsiasi iniziativa può essere elaborata, portata avanti col sistema della cooperazione, dandoci la mano l'un l'altro, mettendo insieme le intelligenze, non quelle di uno, seppure genio, ma quelle di parecchie altre persone.